E siamo nuovamente in diretta, sempre qui da Villa Sambuco con l'Academy di Miss Venice Beach. In queste giornate, insomma, stiamo insegnando alle nostre ragazze a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo. Tante di loro hanno il piacere, la voglia, la passione di poter lavorare in questo settore, ma ci sono davvero tantissimi caratteri, quindi tantissime opportunità di lavoro, quindi si può stare davanti alle telecamere, si può stare dietro alle telecamere, si può stare in redazione, bisogna solo capire effettivamente che cosa si vuole fare. Allora abbiamo fatto il corso di teatro e recitazione con Linda Pani, abbiamo visto come ci si muove per diventare una speaker radiofonica, quindi le tempistiche che sono completamente diverse. In una dobbiamo riempire un teatro con la semplice nostra personalità, nell'altro siamo in una stanza da sole e dobbiamo comunicare con una forza importantissima quello che vogliamo, quindi possiamo raccontare anche dei sogni che diventano realtà ai nostri ascoltatori, l'importante è tenerli attaccati alla stazione radio. Oggi invece parleremo di televisione, insomma il piccolo schermo che ci regala sempre tante emozioni, ma anche in questo caso rispetto agli altri ha un andamento completamente diverso. Ovvio, ciò non toglie che una possa essere brava e possa intrattenere il pubblico dal teatro, dalla radio alla televisione, perché le fondamenta e le basi che andremo a fare, bene o male, sono sempre le stesse. Quindi si parte dal talento, che poi deve essere, come si può dire, deve essere valorizzato con i corsi che si vogliono fare per migliorarsi sempre di più. Vedete che mentre parlo, io ho ciaccolato un po', no, per fare questo intro, ragazzi, intanto benvenute, poi mi giro e vi guardo tutte assieme. Ho cercato di dare delle cadenze, no? Noi siamo in diretta, quindi non possiamo sbagliare, non potevo fermarmi e dire ah no, fermo, regista, cameraman, rifacciamo, perché la gente ci sta seguendo, quindi la gente che mi sta guardando vuole un, come si può dire, un filo logico, ok, del perché siamo qui e che cosa stiamo facendo. Se vede che uno si ferma, si intoppa, ah no, ricominciamo, magari sui social può anche andare bene perché è bello il live. Se dobbiamo fare una puntata televisiva diventa un po' scomoda. Quindi dobbiamo cercare di raccontare innanzitutto ciò che accade e quello che stiamo vedendo. E che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo pensare di parlare a dei bambini piccoli, quindi non servono paroloni importanti, bastano per arrivare diretti al pubblico che sta dietro a questa telecamera, basta fare un discorso semplice, ci fermiamo, prendiamo le nostre pause e ricominciamo. Quindi con delle frasi corte. Perché ci servono questi tempi? Perché mentre fermo, prendo fiato per respirare di nuovo e per parlare, penso a quello che devo dire dopo. Guardo voi se siete attente, guardo il pubblico dal palco se mi sta seguendo o se c'è qualcuno in terza, quarta fila che si alza perché magari non gli piace lo show. Questo quando siamo nella diretta. Diverso invece quando stiamo registrando qualcosa, perché allora lì sì, caspita, ho sbagliato, mi sono scordata la frase e si può ricominciare. Quindi sono due settori differenti. Oggi cerchiamo di fare un po' di improvvisazione perché voglio vedervi al lavoro con le varie squadre, quindi con la diretta, ma questa improvvisazione ci servirà poi per registrare quella che è il format di Miss Avventura tra città e sapori. Durante tutta l'estate abbiamo registrato io e Gloria il format di Tra città e sapori, raccontandovi quelle che sono le attività che vengono fatte nelle spiagge del location che ci hanno coinvolto sul tour di Miss Venice Beach. Per la tappa finale lo farete voi. Quindi ad ogni squadra è stato assegnato un argomento, lo dovete sviluppare con la vostra coach e sviluppando l'argomento, ognuna di voi avrà il suo momento di talk. Raccontando cosa? Questo lo vedremo assieme in base a quelle che sono le vostre attitudini, quello che vi piace meglio raccontare, perché la cosa principale per riuscire a parlare con qualcun altro e comunicare è sentirsi bene. Quindi arriviamo sul nostro posto, mi devo presentare, devo innanzitutto essere sicura di quello che devo fare. Mi guardo attorno e poi mi devo sentire bene anche nei miei indumenti, cioè io devo essere tranquilla. Quindi devo partire con una base di serenità, di sicurezza. Quando mi sento a posto posso affrontare tutte le sfide che
mi si pongono davanti, ok? Quindi ognuna di voi ha un argomento, adesso poi li vedremo, e ho fatto solo una schedina, quindi Emma tu ne hai fatte 6, io sono stata più brava, ne ho fatta solo una. Vi darò dei consigli che ci servono poi mi metto di qua così Gipi vede loro e prende anche me di spalle. Vi darò dei consigli che vi serviranno per realizzare il vostro talk, che sarà più o meno di 60 secondi, un minuto. Okay? Poi parleremo sicuramente di più, ma il buono sarà di 60 secondi per fare la puntata televisiva, che andrà in onda domenica 21 settembre. Okay? Successivamente poi ci sarà la vostra finale, quindi sapremo anche chi ha vinto. Noi lo sapremo prima, ma vabbè, andrà in onda in nazionale in quel giorno lì. Quindi, siete pronte? Convinte di parlare davanti alla telecamera? Ok, possiamo sbagliare quante volte vogliamo in questo caso. Allora, innanzitutto, Gipi dice di no, ma no, dobbiamo partire sicure, poi vedrai che saranno talmente brave con le loro coach che faranno buona la prima. Vi ricordo che anche in questo caso ci sarà un punto extra per la squadra che prepara, diciamo, il servizio, quindi le 7 inviate di ogni squadra prepareranno il servizio più carino, più simpatico, più azzeccato, mettiamola così, ma allo stesso tempo per come l'hanno preparato, per come si sono mosse davanti alla telecamera, quindi quante volte l'hanno ripetuto, quante volte hanno sbagliato, se l'hanno fatto bene al primo colpo, e qui ok, un po' ci vuole un po' di fortuna, che quella non guasta mai, però vuol dire anche studiare e prepararsi, quindi in base a quanto una ci tiene, quanto una si prepara, supera anche quelle che sono le proprie paure, perché le paure vanno affrontate in ogni caso, ok? Quindi la TV, abbiamo detto prima, è una relazione, io non sto guardando dietro a un obiettivo, che è questo qui, ma devo pensare che dietro a questo obiettivo ho un parterre di gente seduta che sta guardando dal divano comodamente, dalla cucina mentre cena, il mio programma. Quindi devo raccontare qualcosa di interessante, che non sia monotono, ok? E che li coinvolga, che gli piaccia. Poi magari, ovviamente, a uno piace l'arte, a uno piace il calcio, il pubblico è differente sicuramente, però dobbiamo pensare che stiamo comunicando al più vasto pubblico possibile. Questo pubblico è formato da gente colta, dai nonni, dai bambini, dai ragazzi, ok? Quindi il consiglio che io vi do, che ho avuto poi nella mia carriera con il programma televisivo di Mela Verde su Mediaset, ringrazio tantissimo il regista che è stato a mio fianco in 47 puntate, quindi non sono poche, in giro per l'Italia. Lui mi ha detto: Elisa, e io lo ripeto a voi perché credo sia una cosa fondamentale, tu pensa di parlare a dei bambini di 7 anni. Un bambino di 7 anni non ha bisogno di un vocabolario difficile, ha bisogno di parole corte, precise, che arrivino sicure all'obiettivo, a ciò che voglio comunicare, e in modo semplice, non devo fare dei grandi paroloni, in modo semplice. Cosa devo raccontare? Arrivi sulla location, da qui, ok? E guardo, quindi devo raccontare cosa vedo. 1, inizio, ciao sono Elisa, lo posso dire? Anche no. Dipende se sto facendo l'inviata per un servizio TG, che allora dicono da Padova, Elisa Bagordo è tutto. Se no, se sono io la presentatrice del mio programma, sanno che sono io, diversamente da quando ci ascoltano e non ci vedono. Quindi in questo caso, quando stiamo parlando di televisione, la gente ci vede, quindi riconosce il nome, lo ha già abbinato al tuo volto, ok? Quindi io arrivo, guardo dove sono, cosa sto facendo e cosa vedo. Capita alle volte che ci siano degli imprevisti, quindi questo si imparerà nell'esperienza. Se non sono preparata su quello che devo raccontare, io posso comunque fare un programma televisivo dicendo tutto quello che ho attorno, perché la gente lo guarda ma non lo percepisce. Quindi il fatto che tu vai a rafforzare quello che loro stessi vedono, che il regista gli sta facendo vedere, è la spiegazione di un format, di un programma. Quindi io arrivo, ciao, siamo a Villa Sambuco, dove siamo? Cosa stiamo facendo? Vi porto a conoscere questa magnifica location. Che cos'è? Una villa. Non mi serve sapere di che età è, però è storica, quindi gli do l'importanza che è una villa vecchia.
Siamo qui a Villa Sambuco, vi presento, siamo immersi nel parco, è un bel parco grande, la gente si immagina questo parco, un parco secolare. Da quanti anni è qua? Chi se ne frega, è un parco secolare. Però allo stesso tempo, non sapendo delle informazioni specifiche, riesco comunque a dare delle informazioni, ok? Siamo qui, siamo in un parco spettacolare, in un parco secolare, alle mie spalle una villa storica, vedete le inferriate in ferro battuto ricordano lo stile di quel tempo. La gente non presta attenzione che io ho detto se magari sono del XVII secolo o se le ha fatte Mario nel 1985. Però diamo l'importanza alla villa e raccontiamo quello che è, che raccontiamo quello che stiamo vedendo. Il telespettatore è contento perché lui lo vede e io gli faccio la spiegazione. Ok? Quindi questa è la cosa più semplice se dobbiamo iniziare. Poi ovviamente dobbiamo sempre studiare, perché questo ci può salvare la faccia, per non dire qualcos'altro, un paio di volte. Ovvio che quando devi andare a presentare un argomento o devi fare un programma televisivo, ti studi. Adesso abbiamo internet, una volta c'erano i libri, quindi adesso vai su internet, vai con ChatGPT, gli dici mi dici tutto quello che c'è da sapere. Però poi cosa faccio? Vado a confrontarlo anche su altre realtà, perché ChatGPT non è la Bibbia. Vi faccio un esempio, no? Sono andata a parlare con un'azienda qui del territorio per chiedere se voleva far parte di questa manifestazione e il titolare, sì, molto bello, interessante, dopo vedo che si assenta un attimo, prende il cellulare, guarda quello che ho scritto nella brochure di presentazione, scrive, guarda, io lì seduta, dico cosa farà questo qua col cellulare? Dico forse vorrà chiamare qualcuno, suo figlio, per chiedere. E dico scusi, dopo 2 minuti che ero lì che guardavo e lui che leggeva sul cellulare, dico scusi cosa sta facendo? Ho messo su ChatGPT per lei se lei effettivamente è vera perché sa quante truffe ci sono. Lì per lì dico, effettivamente è forte il titolare, aveva anche una certa età, dico bene, mi è piaciuta come cosa. Dico, e guardo il cellulare e dico scusi ma cosa le dice ChatGPT? Allora in quel caso lì ho pensato anche al fatto di poter utilizzare per i miei testi ChatGPT, no? ChatGPT prende le informazioni che ci sono online. Io posso andare online, vado su Wikipedia, scrivo Elisa Bagordo e scrivo tutto. Vincitrice di Miss Mondo nel 1800, vincitrice di Miss Italia nel 1750, vincitrice di Miss Venice Beach in questo, presentatrice famosissima. Questo è andato a vedere e si legge tutta questa roba, quindi non è veritiera. Quindi non pensate che tutto quello che c'è su Instagram, quindi non su Instagram, scusate, su internet, su ChatGPT sia reale. Questo per dirvi, quando andate a cercare i vostri testi, confrontateli sempre con la realtà, va bene? Possiamo inventarci le cose fino a un certo punto se dobbiamo salvarci la faccia quando non le sappiamo, ma poi dobbiamo avere una base di conoscenza, perché se abbiamo una base di conoscenza riusciamo anche poi a interagire con gli altri ospiti e la nostra compagna inviata, altrimenti no. Questo era, apro e chiudo parentesi per raccontarvi che il signore è andato a guardare ChatGPT. Taci che ha scritto delle cose giuste, quindi dico, mi è andata bene. Allora, quindi, abbiamo capito che la TV è relazione. Non è solo questa telecamera, ma è qualcuno che ci sta dietro. Come affrontiamo la telecamera? Chi vuole provarci? Dai, su, una di voi. Come affrontiamo la telecamera? Dai Camilla, vieni, dai Camilla, su. Come affrontiamo questa telecamera, no? Quindi tu devi comunicare dietro a qualcuno. Come ti presenti? Beh, innanzitutto secondo me è abbastanza sciolta, non magari con il classico gioco col braccialetto Vabbè. o con i capelli o qualsiasi altra cosa, e cercando di, cioè, prendo un insegnamento che ci ha dato anche Emma ieri, ossia pensare di coinvolgere tutte le persone da casa come singolo. Quindi, esempio, cercare di pensare, sto parlando a mia mamma, però potrebbe tranquillamente essere una mia amica, mio papà, una qualsiasi persona, in modo tale da poter coinvolgere, da far sentire partecipe più che altro ogni singola persona.
Ok. E, come hai detto tu, un linguaggio magari semplice, non andare a incartarsi pensando di fare il figurone più grande. E cos'altro? Non balbettare? Va bene. Hai, diciamo, saltato a piedi pari la cosa principale, la postura. Ok. Quindi la prima cosa Avere che il noi linguaggio del facciamo corpo. quando dobbiamo comunicare con qualcuno è la postura. Quindi io sono davanti a una telecamera, di certo non arrivo goffa, no, certo non sto con le braccia conserte, quindi tutta chiusa, mi devo aprire al mio pubblico. Quindi la prima cosa quando ci mettiamo di fronte a una telecamera, tipo la Irene adesso, è di fronte alla telecamera, non è messa in postura. Perfetto. Quindi siamo sempre sotto l'occhio della telecamera, perché ci stanno guardando da casa. Vedo che vi siete corrette tutte, ok? Quindi la postura, noi ci mettiamo davanti alla telecamera, belle, sicure, spalle aperte, il mento un po' più basso, ok? Perché devo guardare sempre come se ci fosse un orizzonte all'interno di questo cerchietto qui dell'obiettivo della telecamera e guardo fissa. Le mie belle spalle aperte e sciolta, non rigida, no. Mi rilasso, ok? Respiro, mi concentro, azzero tutto quello che c'è attorno per un secondo perché poi mi serve perché lo devo raccontare, ok? E parto. Buongiorno. Come? In che senso? Senti, hai sentito la mia voce? Sì, diciamo un tono abbastanza squillante che possa essere in grado di catturare l'attenzione. Esatto, non è che ciao, buongiorno, siamo qui da Villa Sambuco e sì, vi voglio parlare di questa villa. No, Farebbe un po' ridere. ok, quindi belle, sicure, siamo le padrone di casa, sempre, anche quando esco in passerella. Ce l'ho solo io. Questo deve essere il vostro pensiero, sì? Buongiorno! Quindi belle, convinte, sicure. Questa è la prima cosa fondamentale, perché il primo impatto è quello che conta. Sono i primi 3 secondi che lasceranno il segno di ognuna di voi su chi vi sta guardando. Sempre, sempre. Non solo davanti alla telecamera, non nella sfilata di Miss Venice, cioè non solo su quella, ma anche quando entrate al supermercato, quando entrate in discoteca, il vostro carisma, la vostra personalità deve arrivare con voi. Non deve arrivare, oh, personalità! Ok? Quindi mi presento, sono qua. Mi presento, non serve che dico il nome e cognome, mi vedete? Ok? Questo è il primo punto fondamentale. Poi tutto il resto, quindi non giocattoliamo questo con le pene, questo è uno scatto un po' anche di nervosismo, no? Tipo io adesso mi sono tirata giù il vestito, non dovevo farlo, no? Le mani, Ah, io gesticolo un sacco. importantissime. Le mani ci servono per comunicare assieme alla nostra voce, quindi abbiamo una voce squillante, le mani ci danno il ritmo per respirare, per attirare l'attenzione. Quindi quando voglio attirare l'attenzione su qualcosa che sto dicendo, do un segno con le mani, quindi le teniamo sempre, se vogliamo, se sappiamo usarle, ok, le teniamo all'altezza del busto davanti a noi, le possiamo muovere assieme, ne possiamo muovere solo una, oppure le teniamo sciolte giuste giù sui fianchi. Però vedrete che anche se le tenete giù sui fianchi, per darvi il ritmo inizierete a fare qualcosa. Come si può dire? Viene istintivamente per darvi un tempo, ok? Noi cerchiamo di non tenerle giù sui fianchi, però se non ve la sentite di muoverle poi mentre state parlando, le possiamo sempre tenere giù sui fianchi composte, non in tasca, non dietro e neanche conserte, perché vuol dire che non ce ne sta fregando niente di quello che stiamo facendo. Ok? Altro punto, vediamo,
proviamo il lancio, questo lo facciamo. Ogni ragazza, come vi ho detto prima, facciamo quindi uno stand up, facciamo un breve discorso, chiamiamolo così, e lo proviamo già adesso, sui 40 secondi, e vediamo quindi con apertura, quindi entro, buongiorno, sviluppiamo le nostre informazioni chiave che possiamo aver studiato, se non ce le ricordiamo perché può capitare, raccontiamo quello che ho attorno, ok? 3, chiusura. L'abbiamo visto in tutti gli altri corsi, in teatro, in recitazione e in radio. Lo si fa anche in televisione. Lo si farà anche con Sandra quando facciamo la sfilata. Esco, mi presento centrale, non taglio, perché devono guardare me, devo riempire tutto il palco, che sia un palchetto di 1 metro quadro o che sia un palchetto di 10 metri per 12, che ci sia un'unica persona che mi guarda o che ce ne siano 2000, 10.000, 100.000. L'effetto è lo stesso, ok? Quindi entro nel centro, scusate, faccio la mia passerella, ritorno indietro. Quando arrivo nel palco, quindi allo stesso punto dove sono entrata, mi rigiro e saluto e poi esco e vado via. Sempre importantissimo, apro, sviluppo e chiudo, ok? Allora, vi do anche il mio consiglio di oggi, fatene tesoro, e poi vi lascio con i vostri coach che hanno già gli argomenti, quindi ve li dico anche ognuno per volta. Sarete divise a 2, 2 e a 3, a seconda della quantità delle ragazze che avete, e dovrete sviluppare la parte di arrivo, un gruppo, la parte dell'intervista, il secondo, la parte dell'attività, il terzo. Quindi in base a quelle che sono le vostre skills, quindi quello che vi sentite più portate a fare, non perché ve lo dice il capo squadra, ma deve essere una cosa che sentite voi. Io preferisco, sono una più studiosa, racconto la storia perché mi viene più facile. No, io sono una più dinamica, preferisco giocare e fare e raccontare. No, preferisco fare l'intervista perché mi piace, è la cosa più difficile fare un'intervista, ragazze, perché dovete prestare attenzione a quello che dice il vostro interlocutore e dovete pensare a cosa dire, in quanto tempo, e restare in camera. Quindi è la cosa più difficile fare l'intervista. Bisogna prestare... Perché secondo voi Linda vi ha fatto fare il gioco, quello del boom, o il gioco là del 7, per attivare la concentrazione? Voi avete detto, ah, che gioco stupido. Sì, è vero, è un giochino stupido, vediamo chi vince. Voi avete pensato a chi doveva vincere. Però il gioco era quello di stare attente a quello che dicono e fanno i vostri colleghi. Perché se stiamo facendo un'intervista, io non è che posso pensare ai fatti miei. Quello parla e poi so che qual è la domanda dopo. Come ti chiami? Quanti anni hai? Dove lavori? Magari questo mi sta dicendo che si è rotto una gamba. Ah sì, sai, ho fatto il compleanno l'anno scorso, mi sono rotto la gamba. Io, dove lavori? Quando vai... Cioè, perché magari so il copione, quindi non è che devo solo studiare il copione, devo interagire con la persona con la quale sto parlando. Quindi l'intervista è la cosa più difficile, ragazzi, perché poi non deve diventare monotona. Se questo sta parlando troppo lo devo bloccare. Se non sta dicendo niente perché magari va in panico davanti alla telecamera, lo devo imboccare. Quindi devo fare la mia parte più la sua. Ok? Quindi valutate tutte queste cose. Allora, consiglio del giorno: in camera vince chi è autentica. Pensa a chi stai parlando, sorridi con gli occhi, porta un messaggio semplice, vero, e fallo tuo. Ok? Gruppo di Carlotta. Voi siete nell'azienda Goppion Caffè e sarete le prime a registrare alle 8:30 della mattina. Gruppo di Federica. Ok? Qui voi ragazze dovete sperimentare, perché dovete, non dico inventarvi, ma dovete creare dal nulla un qualcosa, prendendo spunto. Immaginando. Lo farete qua in villa, quindi racconteremo quella che è l'arte, la storia e la cultura della villa, del parco, dell'andamento di un tempo, della città di Freganziola. Noi dobbiamo essere un po' romantiche, emozionate, però dobbiamo dare
poi dei messaggi concreti. E registrerete alle 11:30, c'è il tempo che noi ritorniamo da Goppion con Carlotta, voi già vi preparate e vi studiate il vostro brano. Poi andiamo alle 15 con Sofia da Sabrina, che è la filanda, quindi qui impareremo a vedere come un tempo si filavano e si facevano i tessuti, un'azienda storica del posto con dei macchinari di oltre 50 anni, quindi anche qui dovremo raccontare la storia e la tradizione, fare l'intervista e qualcuno proverà, mentre prepara i filati con il cashmere o con qualche cos'altro, comunque a dialogare su quello che sta facendo e quello che gli viene insegnato dalla titolare. E poi abbiamo la parte del golf club alle 17:30 con Gloria. Quindi anche qui voi racconterete dove state andando, un'eccellenza del territorio, farete la parte introduttiva di dove siete, qualche informazione sulla villa e sul golf, ci sarà il gruppo che farà l'intervista e il gruppo poi che farà il battesimo, quindi del primo tiro. Va bene? Quindi arriviamo preparate, tutte si preparano la loro parte, ma devono sapere anche cosa deve dire la compagna e le altre, perché c'è sempre un imprevisto. È capitato con Gloria, durante le serate delle registrazioni avevamo il nostro bel copione, ci hanno stravolto tutto, 1 per gli orari, 2 perché ha piovuto, 3 perché quello che voleva parlare non voleva più parlare. Quindi di mattina abbiamo rifatto tutto il copione, va bene? Ma questo perché? Perché sapevamo che cosa dovevamo dire, cosa dovevamo fare. Quindi iniziamo a leggere, prendete i vostri cellulari, prendete carta e penna, cerchiamo, possiamo vedere anche di fare delle frasi con ChatGPT che sicuramente ci agevola, ma il mio consiglio è quello di farle di farina del vostro sacco e vi spiego perché. Perché se vi fate un copione con le vostre parole, ve lo ricordate. Se ve lo fate con le parole degli altri, non sono vostre. Quindi ricordate il mio consiglio. Ok? Vai ragazze! Possiamo prepararci, ma non le domande, insomma, quelle domande ovvie possiamo prepararci, esatto, perché magari potremmo fare una domanda sul caffè, un po' corposo, un po' più amaro, quindi insomma in quel momento... Io credo che poi lui nella degustazione vi spiegherà anche come si assaggia effettivamente il caffè. Quindi la parte curiosa, voi sarete proprio delle Miss Avventura, no? Quindi la cosa bella è che siete delle ragazze giovani che vanno alla scoperta di un prodotto, di una storia, di un'azienda. Quindi siete curiose di conoscere e di capire. Quindi partiamo che ci siamo già informate su chi abbiamo di fronte perché bisogna sempre arrivare preparati. Però poi dobbiamo essere affascinate anche da quello che ci stanno raccontando. Quindi qualcuna di voi ha mai fatto una degustazione di caffè all'interno di un'azienda? Sa da dove arrivano i chicchi di caffè?
vengono fatti dei blend, ci sono tutti dei macchinari particolari, quindi chiedere come li studiano, perché lì ci sarà sicuramente un responsabile della qualità che vi farà sentire 3-4 tipi di caffè e vi dirà: questo l'abbiamo creato per creare questo sapore, questo per chi vuole le cose più intense, questo per questi chicchi arrivano da... E quindi magari in base a quello che lui ci dice gli chiediamo quello che ci incuriosisce. Quindi non abbiate paura di sbagliare. Se è una cosa che incuriosisce voi, incuriosisce anche il pubblico, perché il pubblico vede la stessa cosa che state vedendo voi e vi segue, si affeziona alla vostra personalità. Quindi se poi imparate a fare anche le domande giuste e curiose, non magari quelle stupide o ovvie, ok? Vi segue perché dice: caspita, è la stessa roba che gli avrei chiesto anch'io, ok? Volete spostarvi un po' più in qua che c'è il sole là, ragazze? Spostiamo un po' la panca un po' più indietro. Così. Allora, attente, una la prenda di là. Ok, perfetto. Perfetto, così state più comode. Ottimo, benissimo. Pensate già anche a dividervi nei gruppi, cioè chi dice voglio fare io, cioè deve piacervi il caffè, almeno quelle che vanno a assaggiare il caffè, ecco, che gli piace il caffè, che non siano le dico non mi piace, ecco, ragazze, mi sono dimenticata di dirvi un'altra cosa importante, ok? Quando stiamo facendo la spiegazione o il racconto di un'azienda, un prodotto principalmente o di un luogo, tutti gli eccessi sono poi sgradevoli quando uno li sente parlare, quindi siamo in questa bellissima villa lussuosissima, luminosissima. Mettiamo piuttosto degli aggettivi, ma che non sia ridondante. Idem, lo stesso, questa ad esempio devono assaggiare il caffè, buonissimo, oppure no, che schifo, cioè non diciamo né quando è brutto brutto, né troppo bello nell'eccessivo, perché diventa stucchevole, questa è la parola giusta, ok? Quindi cerchiamo sempre di dare la nostra opinione, perché dobbiamo essere veritiere, ovviamente valorizzando sempre, visto che siamo andati a fare il servizio per questa azienda o per questo prodotto, può non piacerci, quindi però non dobbiamo denigrare l'azienda, dobbiamo sempre essere, eque o positive. Se poi proprio capita un disastro, caspita, si è rotto, ma vabbè, lo incolleremo con l'attack, ok? Quindi cerchiamo di essere comunque sempre positive, ma non troppo e non troppi aggettivi. Ecco, mi ero dimenticata di aggiungervi questa cosa. Sì. Pensate già a come dividervi, sono tantissimi ragazze. Ok, e allora provate, vi trovate tutte le informazioni, le scrivete nel vostro block notice e poi provate a dirle e le selezionate, quelle più importanti, ok? E quelle che, ragazze, filino con il discorso logico anche con le altre. Non è che siete staccate, siete tutto un gruppo che lavora assieme. Esatto. Ti dico, ed è per questo che ci sono io che siamo qui con Sabrina. Ok. Nella filanda, scusate. Guarda se ha il sito la Sabrina, che così vedi anche lei quali... prova a chiedere. Ragazzi, avete pensato come dividervi? Sì. Ok, bene. Poi ci dovrai far vedere perché per raccontarci oppure adesso pensavo che potremmo partire anche dal nome della villa, sarebbe interessante perché il nome potrebbe derivare dal fatto che una volta il parco era pieno di
tutta quest'area che col sambuco si fa poi un liquore, anche una bevanda molto fresca, lo mettono anche nell'ugo. Ma non è connessa al nome del posto? Il nome del posto si chiama così proprio perché c'erano le piante di sambuco. Ok? Cercate più informazioni, poi magari le mixate, una trova una cosa, una trova un'altra e facciamo il testo. Certo, il vostro gruppo, allora, ci sono tante altre ville storiche qui che hanno discendenza perché sono state create proprio per i nobili veneziani che venivano a passare le vacanze. Ma tutta la terra qui attorno di Mogliano, Preganziol, tutto il terraglio per capirci, oltre come case di villeggiatura erano anche le campagne che rifornivano poi la città di Venezia. Venezia è molto piccola, quindi sì, sono stati sviluppati gli orti come si chiama? Quello degli asparagi, no degli asparagi, dei carciofi, a Mazzorbo, ci sono delle isolette tutte dedicate alla coltivazione dei prodotti tipici veneziani, ma poi la gente comunque era tanta, si sviluppava nelle campagne limitrofe, quindi tutte le zone che sono qui attorno è pieno di belle case, di fazende e zone agricole proprio perché erano territori agricoli stessi, ok? Quindi tutta quest'area, poi c'è anche un parco qui vicino che è percorribile in bicicletta, l'abbiamo fatto l'anno scorso, quindi cerchiamo magari di non ripetere tu avevi fatto questo? Dai, davvero Miki? Ok, vabbè, cosa avevi fatto tu? Il parco in bicicletta, ok, vabbè, quindi puoi dire anche che dalla villa parte anche un percorso naturalistico, quindi puoi dire questa frase qua, magari la accenniamo, ok? Però c'è questa pianta di sambuco, possiamo anche dire un qualcosa del sambuco. Una di voi può parlare del passato e la compagna può anche dire ma sai che ancora oggi il sambuco si utilizza e si fanno dei buonissimi cocktail, possono essere anche dei cocktail analcolici, chissà un tempo, e quindi voi avete questo trasporto tra il presente e il passato. Dobbiamo far innamorare il pubblico, voi siete un po' il Piero Angela della situazione, ok? Sì, è mio. Pensavo di portare via il cellulare di qualcuna, ok? Sì? Quali sono le fasi principali? Però il fatto che bisogna pure fare le cose. Allora, il disegno contiene un laboratorio e la lavorazione della seta. Ah, ok, pensavo Tutto nella fase di filatura. stavo scrivendo quello. Particolarmente importante è la fase della filatura. Adesso stiamo cercando. Allora, loro la cosa importante di questa signora Sabrina, che lì facevano la filanda dei tessuti, noi poi dobbiamo concentrarci di più perché la filanda è una struttura grande dove fanno anche eventi, noi dobbiamo concentrarci sul laboratorio che è una parte all'interno della filanda che è di Sabrina, ok? E dove lei ha iniziato per passione e poi da 10 anni è diventata una vera e propria attività. Quindi raccontiamo che siamo qui, se fate la parte iniziale? No, abbiamo la parte pratica. Ah, ok, allora siccome questa parte l'hanno già raccontata loro, li potete chiedere, ma come si inizia, come è nato, come hanno... Qua scriviamo tutte le fasi. Dal punto di vista storico? Tieni conto che queste sono quelle che ti scrivono loro, ma noi non sappiamo se sono le sue. Quindi voi qui utilizzate tutte queste fasi perché le sapete come bagaglio personale, però poi quando siamo lì noi le possiamo anche scrivere e prepararcele, ma quando siamo lì noi dobbiamo chiedergliele a Sabrina perché... Esatto, quindi Sabrina, che passaggi ci sono? Allora noi sappiamo, ci siamo informate, potete anche dirlo, noi ci siamo informate perché è una cosa che ci appassiona, la moda, capire come le grandi case di moda creano questi tessuti, le trame, i colori, i filati pregiati, cioè tutto un tempo venivano fatti con questi telai storici, magari lei vi dà una risposta, ok? Quindi voi dovete stare attente a quello che lei vi sta dicendo, perché in base a quello che lei ci dice noi dobbiamo fare la domanda,
da dove si parte? Quando non siete sicure se quello è il primo passaggio o meno, lei vi dirà che ne so, si parte mettendo i fili. Credo che vi faccia fare qualcosa con cashmere però, perché lei parlava di cashmere, quindi lei ha iniziato a fare accessori. Magari chiedendole anche ma da quali produzioni hai cominciato, qual è stata Certo, la prima... quali sono i filati che preferisci? È più difficile lavorare il cashmere, la lana o la seta, a seconda... Esatto, esatto. Il telaio, lo stesso telaio può andare bene per diversi tessuti. Il tessuto, quanto se ne fa di tessuto? Viene ordinato a metro, ne fai dei piccoli pezzetti. No, della Sassi. Guardateli tutti e due, però principalmente quello suo di lei. Ok? Allora, provate a buttare giù delle frasetti base, che adesso un po' a gruppo, scusami, le facciamo, perché poi all'1:30, ok? Ragazze, allora buttate giù un paio di frasette, che voglio vedere come le fate in camera. Fate finta di essere nella location, qui sarà un po' più difficile, ok? Perché non siamo nella location vostra, però buttatevi giù un attimo una frase, giusto per prendere confidenza davanti alla telecamera, e poi ve lo studiate e lo preparate durante la serata, va bene? Ok ragazze, proviamo a farci qualche frase, avete capito che così la diciamo davanti alla telecamera. Eh sì. Vuoi che facciamo? Ok ragazzi, allora chi vuole provare per prima? Dai, allora proviamo con il gruppo della villa. Sì, ok, proviamo con il gruppo della villa. Sì. La parte di professionista non spiega. Sì. Vi fa fare proprio il battesimo, quindi 3 di voi saranno messe lì ok, voi 3. No, proveranno anche a tirare, vi spiegherà lo swing, quindi si chiama Viviana, la vostra coach, che è una golfista professionista. Ok, e quindi Viviana per noi è la prima volta, ma siamo entusiasti di vedere insomma un campo da 18 buche. Ecco, allora, guardate anche un po' il gioco del golf, come funziona, quali sono le regole e queste cose qui, in modo che in base alle regole che avete letto poi glielo chiedete alla vostra coach, alla vostra professoressa. Quindi lei vi spiegherà un attimo la postura, gli dite come va il punteggio, da quali campi è consigliabile iniziare, se la pallina finisce su, come ci si comporta se finisce in posti strani, hai dei consigli, ok? Magari tu come fai sapere dove è finita la pallina se io sono
domande, sì, fate delle domande buttandovi su quello che avete letto, su quello che avete capito. Sapete magari già la risposta, però comunque qualcosa che magari anche voi conoscete come fatto, capito? Veramente io non so come legge dei golf. Sì, lo guardate velocemente, lei vi darà un paio di informazioni, vi dirà il primo lancio, ma il primo lancio conviene farlo lungo o dove, ecco, hai capito? Cioè dovete chiedere delle informazioni. Preparatevi anche la frasetta dove magari una di voi, perché dovete essere comunque tutte in collegamento l'una con l'altra e poi ogni gruppo segue gli altri. Quindi ricordatevi che le prime che aprono e le ultime che chiudono devono passare la palla alle colleghe. Sì, noi siamo l'ultimo a essere esposto. Non lo so, adesso lo vediamo. Sicuramente inizia la Fede con la villa. Poi sì, siete l'ultimo perché poi finiamo con la sera. Voi siete l'ultimo. No, torniamo indietro. E dovete cambiarvi in un anno secondo. Ok, quindi quello che volevo dirvi. Ragazze, allora, lo vediamo dopo. Quindi quando siete lì dite ragazze, allora che ne dite? Insomma, proviamo a giocare anche noi. Ma voi avete mai tirato? No, io no. E io sì, però sai... Certo, è passato troppo tempo. Esatto, io ho giocato a mini golf e quell'altra dice sì vabbè, ma lo vuoi mettere contro il golf qua di Villa Condum, le 18 buche? E l'altra dice guardate, io ho già preso appuntamento con una professionista del settore, Viviana, e poi mettiamo il cognome, che ci farà fare il battesimo del golf. Io sono emozionata, andiamo a scegliere le mazze, ok? Poi magari potete prendere delle mazze a caso, vediamo quella che dice no ragazze, per iniziare iniziate con questa. Esatto, quindi quando facciamo la prova qui, fatela reale questa cosa. Cioè, la prova che fate anche a casa, sapete quante volte vi aiuta? Vi mettete davanti allo specchio e vi guardate, vi dovete piacere. Quindi se vi piacete guardandovi, piacete anche agli altri. Fate le prove, magari vi accorgete che siete goffe nel fare una cosa, quindi vado a correggere la postura. È come quando si fa ballo. Quando andate a far danza, avete gli specchi. Perché ci sono? Per copiare dalle altre, guardare la coreografa, ma anche per pulire l'apertura, correggersi la postura, il movimento. Lo stesso dovete fare a casa. Io non ti ho mai chiesto, ma di cos'è che sbagliate? Cioè cos'è che devo migliorare nel mio approccio alla telecamera durante il... In che senso? Perché? Perché io non mi sono mai vista prima di fare le puntate. No, allora, poi dipende perché uno lo ha anche come dote naturale, poi man mano più che lo fa, più si migliora, no? No, poi anche la telegenia, il modo di essere, il fatto di arrivare sicure ragazze fa metà del lavoro. Il fatto di arrivare sicure, con una bella postura e convinte di voi stesse, la gente non sa cosa dovete dire, quindi segue il percorso che voi gli fate fare e siete avvantaggiate perché lo vede anche. Quindi se voi gli dite che quella tenda è rossa, vi crede perché la vede rossa. Se gli dite che è un rosso aranciato, può essere d'accordo o meno, però dice caspita, se l'ha detto la presentatrice vuol dire che è vero. Ok? E adesso pranziamo, infatti preparatevi. No, adesso... Come? Cioè, è più una cosa tra di noi parlata, un po' coinvolgente. Un po' e un po'. Certo, allora fate l'inizio, questi 10 secondi dove dite, ah vabbè, ma però siamo qui, fate un po' la scena di presentazione che dovete andare a fare il battesimo. Poi quando siete lì con lei vi spiega. Coach, adesso non so se vuole che la chiamate per nome o che quando siamo lì questi sono dettagli che valutiamo con lei. Allora lei vi dirà, ragazze, scegliete la mazza numero 5. Ok, si inizia sempre con la numero 5. Postura, vi dirà belle dritte, stabili, quindi fate le prove. Partite con lo swing, lanciate e poi gli chiedete, ma insomma, in quanti anni si diventa, lei è una professionista, in quanti anni si diventa professionista? E uno fa una domanda, l'altra invece gli può domandare, com'è nata questa tua passione per il golf? Un po'
Esatto. Quando hai capito che volevi diventare una professionista? Come descriveresti il golf a chi non ha mai preso una mazza in mano? Queste sono tutte delle domande importanti, ok? Vai. Voi non preoccupatevi del tempo, adesso lo facciamo in un minuto, ma quando siete lì, se il discorso incalza, può essere che magari la domanda che avete fatto prima non è venuta fuori bene, ma ne è venuta fuori meglio una dopo. Quindi noi in fase di montaggio scegliamo quello che ci serve, ok? Vai. Allora, la prima squadra, quella della Fede, può partire? No, alcune però, dai, voglio vedervi un paio. Ve lo dovete imparare, interpretate, sì dai, interpretate a grandi linee. Io non so cosa vi siete trovate. Dovete fare un po' una scena, dai. Quindi si arriva, inizia la trasmissione. Ragazze, allora guardiamo le compagne, nel frattempo studiatevi il vostro pezzettino, ma ascoltiamo anche le prime che si esprimono, no? Allora, per tutte le varie location e gli argomenti sono collegati l'uno con l'altro, quindi chi apre e chi chiude del servizio deve lanciare la palla alle colleghe. Quindi quando sta chiudendo, ad esempio, adesso queste delle filande, l'ultima cosa sarà che fanno l'intreccio o non so che cosa raccontano e dicono benissimo, la nostra è stata un'esperienza fantastica, ma chissà le nostre colleghe del golf se anche loro avranno avuto, che ne so, hanno preso la mazza in mano per la prima volta, hanno segnato qualche punto, ok? Oppure chissà se quelle della villa hanno raccontato di quella leggenda, perché io so che c'è una leggenda particolare nella villa, ma ok? Quindi dobbiamo sempre creare questo filo conduttore che fa sì che il telespettatore non cambia canale, perché il programma non è che finisce con noi, finisce alla fine del programma dopo i 10-15 minuti, ok? Quindi siete tutte collegate l'una dall'altra, va bene? Allora proviamo adesso, leggetevi 2 o 3 volte la frase, non voglio che la diciate a memoria, voglio che la raccontiate sul palco, chiamiamolo palco, ok? Fate finta di essere nella vostra location televisiva, ok? Di dove state facendo il servizio, immaginatevi e parlate, voglio solo vedervi parlare e muovervi davanti alla telecamera. Non importa se mi dite che il golf ha 18 buche, 24 o 60, è l'intenzione quella che conta. Stiamo qui per sperimentare, per provare, ok? Vai, allora iniziamo con la squadra di Federica. Dai Gioia e Chiara, venite qua davanti, prendete il microfono, dai. Ricordate che poi lì non lo avete il telefono, ok? Allora, proviamo. Voi cosa fate? La parte iniziale? La parte iniziale. Ok, dai, via. Ok. Ciao a tutti, benvenuti a Miss Avventura. Ho fatto così. Non stiamo ballando la rumba. Ferme. E le gambe? Un po' aperte, dovete stare stabili. Posso fare dei passi, posso muovere le mani, ma non sono un burattino. Ok? Vai. Ciao a tutti, benvenuti a Miss Avventura. Siamo qui oggi per presentarvi un posto incantevole e speciale. Ogni angolo di questo luogo nasconde segreti. Siete pronti a scoprirli con noi? Eccoci qui, siamo nel giardino di Villa Sambuco, un posto magico pieno di piante e alberi secolari. Pensate che qui un tempo c'erano leggere, inventatelo, vai. e un sacco di piante profumate e colorate appunto di Sambuco. È proprio da questo fiore che nasce il nome di questa villa che abbiamo di fronte a noi. Il sambuco è un fiore profumatissimo e bianco che viene utilizzato ancora oggi per produrre un sacco di buoni drink super rinfrescanti, ma anche per formare e degustare delle ottime marmellate e dei succhi di frutta davvero ottimi. Ok. Allora, va bene, perché nel senso che quando lavorate in coppia, tutte e due devono sapere la parte l'una dell'altra, perché se una si trova in difficoltà, non è che ti vengo a dire, ecco, non sapeva la parte, quindi sono stata più brava io, no? Perché se sbaglia una, fa brutta figura anche l'altra.
è importantissimo, ok? Quindi Ma di che? racconta in modo più è un po' impostato, Chiara, così. Ok. Quindi allora parti con una voce un po' più come si può dire, perché sennò la abbassi troppo. Va bene il tono, nel senso che va bene che sei squillante, però non deve essere petulante. Ok, quindi deve essere, respira forse un po' di più e ogni volta che finisci una parola ti chiudi le labbra. Ok. Ricordati di chiuderle, così non hai una cantilena. E non so se riesco, cioè... Provaci. Ma è una cambia il cantilena modo di veneta. parlare normale rispetto a lì? Sì. Ah, ok. Perché hai fretta, hai paura di dimenticarti. Sì. Non farlo, non preoccuparti, fermati, Ok. fai una frase, respira e poi guardi la telecamera e poi ne dici un'altra, guardi lei e poi riprendi. Non abbiate Bisogna sempre alternare il guardare lei e guardare la telecamera. quello che volete o guardare anche l'intervistato, però dovete, se parlate guardate la telecamera, se state facendo un'intervista vi mettete di profilo in modo che riuscite a guardare l'intervistato e lo spettatore che ci sta seguendo. E se invece parla lei io non sto parlando, guardo Tu guardi la telecamera e guardi lei un po' e un po'. Il microfono? Ok? Adesso in questo no, non lo avete non questo, l'abbiamo, adesso ok. questo lo teniamo centrale, avrete questi, quindi ecco, per quello forse sì, sei un po' più portata a fare l'intervista perché c'è questo. Allora guardate, vi metto questo qua. Vi metto questo qua, ve lo metto centrale, ok? Così vi sente a tutte e due. Riproviamola. Io non so se riesco a cambiare questo modo. Cioè, Non lo devi cambiare, no, non atteggiarti. Ciao, siamo arrivati a Villa Sambuco e credo che il Sambuco è un albero. è un albero. No, perché qua parla Dice di che è un fiore, non so fiore? perché. L'albero del Sambuco, con i fiori si fanno le cose, ma è l'albero del Sambuco, non Ok. è un fiore, è un arbusto. Ok? Da qui, dal Sambuco. Comunque non importa, questi sono dettagli, Ok, oggi che li lo possiamo vediamo dopo, sbagliare, domani dobbiamo essere sicure perché, ok? Quindi mettili al cellulare. Dai. Ok. Ciao a tutti, benvenuti a Miss Avventura. Siamo qui oggi in un parco secolare ricco di alberi e di piante che nascondono un segreto. Meglio? Come Bene, tono? Vai, continua. Sono bloccata adesso. Siamo qui oggi nel giardino di Villa Sambuco, circondati da alberi e piante appunto secolari. Immaginatevi il profumo, il ronzio delle ali che si poteva sentire un tempo. Pensate che esattamente dove ci troviamo adesso, chissà quante persone hanno camminato dove siamo noi adesso, quanti laboratori, quanti bambini giocavano. Un'esperienza magica, un ricordo meraviglioso. È probabilmente proprio da questa circostanza che è nata la nostra villa, la villa che ci troviamo di fronte. Una villa importante che dà sicuramente importanza al luogo dove ci troviamo. All'uscita con molti cancelli di ferro battuto. Non mi viene in mente come si dice chissà quanti anni fa perché non voglio dire chissà quanti. Storico. Però va bene, ok, hai visto? Allora, mi è piaciuta l'interpretazione, l'intento è questo, nel senso che comunque dobbiamo raccontare una cosa e hai recuperato chi c'era? I bambini, te lo sei inventato, ma va benissimo. Potrebbe essere che ci fossero. Più o meno ok? l'abbiamo letta perché abbiamo più o meno già la base, Benissimo. quindi li abbiamo lette Ok. che ci ricordiamo un Non po'. ripetere però le cose che dice lei, quindi se lei già ok. inizia e dice siamo qui oggi con Miss Avventura per raccontarvi di Villa Sambuco, tu parti direttamente, sì, siamo nel parco, un parco secolare, qui un tempo era ricco di alberi che hanno dato proprio il nome a questa zona, ok? Possiamo riprovarlo? Vai. Quindi non dobbiamo mai Ripeterci? No. Però ci possiamo mettere tipo più che... Sni, No. sni, siete una a Ok. fianco all'altra e vi guardate. Ok. Allora riprovo, cos'è? Ciao a tutti, benvenuti a Miss Avventura. Ci troviamo qui oggi nel parco secolare di... vedi, mi viene Villa Sambuco, cioè mi viene da dirlo. Ci troviamo qui oggi nel parco secolare, ricco di alberi e di piante, in cui ogni angolo... Ma se tu fai l'introduzione è giusto che tu dica dove ci troviamo? Lo posso dire già io? Sì, dillo tu. Perché l'avevi tu, vedi? Lo so, ma al massimo poi improvvisiamo se ti viene da dirlo. Poi Ok, ce lo benvenuti a leggeremo Miss meglio. Oggi vi parliamo in un posto speciale dove il tempo sembra essersi fermato e ogni angolo racconta una storia. Vai, parla.
Tanto è lì. Perché devo parlare? Ok. Ciao a tutti. Aspetta, che tanto c'è lei adesso. Ok. Ragazze, si prepara un'altra coppia, per favore? Una coppia del vostro gruppo? Dai, Ok. una che fa l'intro o la fine o qualcosa. Chi va? Dai, vieni Eva e Darina. Dai. Particolare della... vedi, mi viene da dire. Non importa. Ciao a tutti, benvenuti. Ma lo hai scritto? Te lo ricordi un po'? Leggilo, intanto Avventura. preparati, poi venite. In un Non luogo deve essere, speciale, Darina, non ricco deve di- essere detto a Ok. memoria. Ci troviamo Mi oggi serve in un luogo l'intenzione. Se speciale, non lo ricco di sai, magia. inventati. No, ci Voglio troviamo vedere oggi come in vi un luogo muovete davanti alla speciale, telecamera, poi ricco avete di tempo tutta storia stanotte e domani per luogo impararvelo. speciale, Ma perché adesso io parto è bene, il poi sono lancio più che dovete sciolta. dare, l'intenzione di Troviamo come oggi vi in un posto muovete. speciale, Ok? dove il tempo sembra Vai. essersi fermato. Ragazzi, lo Ogni proviamo anno, sì. l'ultima volta che poi provano Sì. loro. Vai. Ciao a tutti, benvenuti a Miss Avventura. Ci troviamo oggi in un posto davvero speciale dove ogni angolo richiama una storia o forse un segreto. Ci troviamo qui oggi nel giardino di Villa Sambuco, è un posto ricco di alberi appunto di Sambuco che sono secolari. Pensate a chissà quante persone hanno calpestato esattamente il posto in cui ci troviamo io e lei adesso. Il sambuco, come ben sappiamo, è un fiore bianco, una pianta con tanti fiori bianchi che vengono ancora utilizzati oggi per creare drink rinfrescanti, ma anche marmellate e succhi di frutta. E chissà all'epoca come veniva utilizzata. Va bene. Ok, dai. Già meglio. Ok. Meglio, scioglietevi. Ok. Quando vi fate la frase, non è il sambuco che è secolare, è il parco che è secolare, quindi ricordate sempre dove dite le parole e gli aggettivi, perché sennò la gente capisce pane per polenta. Ok. Meglio il tono? Meglio. Non cincionare. Dammi qua il microfono. Ok, Eva, vieni Eva, dai. Darina, dai, anche tu, vieni. Tutte siete, neanche loro non lo sapevano. Lascia qua, che cosa devi dire? L'introduzione. Perfetto, allora racconta che state facendo il programma di Miss Avventura e cosa devi vedere. Parlate insieme con lo stesso microfono, poi ne avrete due. Darina, l'hai fatto anche l'anno scorso, quindi sai come ci si mette davanti alla telecamera. Vai, via ragazze. Buongiorno a tutti, oggi ci troviamo all'azienda Goppion Caffè a Marcon in provincia di Treviso per fare una degustazione di caffè e capire come viene fatto. Ma partiamo dall'inizio. L'azienda nasce grazie a Luigi Goppion, che nel 1859 fu il primo ad aprire una bottega nel Veronese, portata avanti successivamente grazie ai suoi nipoti. Ma di questo ve ne parlerà meglio la mia collega. L'azienda Goppion nasce come un'azienda familiare nel 1948 e poi perché piccola familiare perché all'inizio appunto loro tostavano il caffè in casa e lo servivano nella loro caffetteria. Dopo negli anni 60 viene modernizzato con nuovi macchinari, nuove formule per tostare il caffè e l'azienda raggiunge i mercati intanto fuori dal Veneto e poi anche fuori d'Italia. Infatti l'azienda Goppion oggi è conosciuta anche fuori In Europa? all'estero perché per le sue formule sostenibili e le loro miscele particolari. Valorizzando il Made in Italy in tutto il mondo. Bravissime. Hai visto? Dai, brave. Prossimo gruppo ragazze. Scusami. Sì, chi volete? Grazie. Vai. Dai Sofia, mandamene due. Vai Irene. Irene, Maria Sole. Vai, venite. Non importa, inventatevele, è solo per vedere l'azione, dovete sciogliervi davanti alla telecamera. Va bene, si fanno un'intervista. Sì, ma dico solo una domanda o devo dirle entrambe? No, allora, quando facciamo un'intervista dobbiamo comunque anche
presentare l'ospite che abbiamo, certo, quindi ma vi inventate il ok. nome e cognome, fate finta, adesso voi cosa avete che non me lo ricordo Sabrina più? Pandin. La Filanda, Sì. ok? Quindi ci troviamo qui con Sabrina, siamo all'interno Certo. del suo laboratorio, ma andiamo a chiedergli qualcosa di più nello specifico Sì, e poi sì, gli certo. fai la domanda. Magari ti rispondo io e vediamo come andiamo col botta e Oddio, risposta, ok? ok. Dai, qua ragazze, belle, convinte, sicure? Ok. E di qua Maria Sole, perché vi ho messo un microfono, poi Ok. domani ne avrete 2. Ok. Prego. E siamo proprio qui nella Filanda con la proprietaria e la fondatrice Sabrina Pandin. Allora, siamo proprio qui per intervistare, quindi facciamole qualche domanda più nello specifico. Una domanda che sono molto curiosa di farti, ma... Inventatene È difficile, un'altra. cavolo. Com'è nata questa passione? Ma sono molto curiosa di sapere il perché hai voluto continuare un lavoro così manuale, un lavoro così storico, si può dire tradizionale, in una realtà oramai divenuta tecnologica. Cioè, cos'è? Passione o più un qualcosa che vuoi portare avanti all'interno magari della tua famiglia? Allora Irene, questo progetto è nato per passione, circa 10 anni fa è diventata un'attività produttiva. Mi ha sempre affascinato il passato e poter lavorare a contatto con questi macchinari, questi telai che mi sono stati tramandati dalla nonna ha per me un sapore diverso rispetto a quello della tecnologia. È vero che nel 2025, quindi al giorno d'oggi, ci sono degli strumenti che possono magari essere più veloci, avere un colore diverso quando si tesse la seta o il cashmere, però il sapore e il calore che esce dalla tradizione secondo me ha sempre un suo qui speciale. Wow, quindi possiamo dire che la tua è sicuramente passione, ma magari può essere anche un qualcosa di affettivo, visto che hai nominato anche tua nonna. Sicuramente. Molto bello, molto bello. Ho sentito che hai parlato di calore che senti per questa attività e noi effettivamente vorremmo sapere, ma chi lavora all'interno della Filanda, che caratteristiche dovrebbe avere? Dovrebbe prevalere creatività, amore, cioè la brama che dovrebbe avere un lavoratore all'interno di questa meravigliosa struttura? Allora, questa è una bella domanda, innanzitutto deve essere un instancabile lavoratore perché come ben capirai i tempi sono molto più lunghi di quelli di un'azienda industriale, quindi devi avere tanta passione e manualità perché devi avere a che fare con dei materiali, quindi dei pregiati che vengono filati su delle strutture, dei telai di un tempo, quindi può essere che ci voglia sia delicatezza ma anche capacità di aggiustare quello che un tempo poteva funzionare a meraviglia e oggi magari invece ha qualche problema. Vedo infatti qua nella Filanda la delicatezza che utilizza ogni lavoratore. Che utilizzi? Stai parlando con lei? Che utilizzi ogni lavoratore e la passione che ci mette, perché comunque ci vuole concentrazione ma anche un po' un lavoro rilassante. E siamo qui quindi a Campocroce e vorremmo sapere perché proprio in questa struttura, in questo posto, in questo luogo, proprio a 15 minuti da Venezia. Perché mi piaceva. Sicuramente risponderà allora, così. No, va bene, ok. Fate delle domande, allora non fate delle domande troppo lunghe, se no per chiedere la stessa cosa che vi bastano 2 secondi, è vero che volete parlare ma potreste fare 10 domande invece di farne una sola. Ok. Quindi andiamo dirette alla domanda che dobbiamo Tipo, fare. perché proprio Venezia, perché proprio Campocroce? Perché hai scelto, che secondo me no, ma perché lei dà una risposta particolare, lo avete visto? Perché nel sito c'è scritto che Venezia proprio la vede come una culla, perché è molto interessata alla cultura, cioè nel senso c'è una motivazione del perché ha scelto Venezia, insomma, e non magari Vicenza, capito? Quello volevamo ok, vabbè, capire. questo magari poi la vediamo come domanda, se no la sostituiamo con Ok. degli altri. Quindi gli chiediamo, voi siete quelle che fanno l'intervista a lei? Sì. Quindi benissimo, entriamo nel laboratorio di
Sabrina. Sabrina ha preso questo laboratorio, quindi fate già l'introduzione, gli dite già qualcosa, 10 anni fa, quindi una di voi due lo dice, 10 anni fa, e ha trasformato quella che era una passione in un'attività. Ma andiamo a sentire direttamente da lei che cosa ci racconta. Quindi lei vi ha sentito e le dice: sì, è vero Irene, io 10 anni fa ho deciso di aprire questa attività. E tu gli puoi dire: ma chi te l'ha fatto fare? Cioè, con tutta la modernità che c'è adesso, quindi questi macchinari industriali, perché ti sei affidata ancora a quelli della tradizione, che sono magari più delicati e anche più difficoltosi da utilizzare? Quindi vi fate un botta e risposta, facendo delle domande più corta la domanda, perché sennò giri intorno e perdiamo tempo. Ok, ho capito. Va Ok, bene. però va bene. Ragazze, Gloria, microfonino, Irene. Oh, sorry. Facciamo 2 alla volta oppure... Sì, mandamene 2 che facciamo una prova. Chi viene? No, venite qua, mettete via il cellulare e... No, facciamo un po' adesso così, poi abbiamo tempo di provarlo. Dai ragazze, Diana, Anna, venite. Ok. Poi avrete un microfono ognuna di voi. Ecco qua, mettetevi qui. Via i cellulari, tanto lì poi non li avete. Ma abbiamo cominciato a fare tutto. Non ti preoccupare, non importa quello che mi dici nell'esattezza, importa l'intenzione, devi essere creativa. Quindi abbiamo l'argomento, voi di cosa vi occupate? L'introduzione, spiegare un po' com'è la villa e... Perfetto, inventiamoci, non importa se mi dici che è del 1800 o del 1700, inventalo. Ok? Vai. Oggi ci troviamo a Mogliano Veneto, in villa Condulmer, in una provincia di Treviso. No, aspetta. Ma non ti preoccupare, dai, vai. Aspetta. Allora, oggi ci troviamo davanti a questa splendida villa Condulmer che si trova a Mogliano Veneto, in provincia di Treviso. Nasce come residenza di campagna in una villa veneta. All'interno della villa possiamo trovare affreschi, mobili d'epoca, arredi d'epoca e tantissime pitture. Insomma, una bella villa all'interno. Allora, riproviamoci ragazzi. Il discorso. No, ma andate, improvvisate, quindi voi immaginatevi che siete... Innanzitutto, se voi siete le prime a parlare, e vi ha detto Gloria che la parte fondamentale è il golf, noi siamo lì per il golf, che è stato creato tutto attorno alla villa. Perché prima avevamo fatto un discorso su questo, su golf, poi Gloria ci ha detto che dobbiamo concentrarci sulla villa. Perché il golf parlano, cioè, sulla villa, sulla storia della villa prima. Ok, però... Esatto. Esatto. Ah, è vero, aspetta, che Allora, che ci chiama al golf club, ho sbagliato io. Esatto, No, allora sì. facciamo l'opposto, prima diciamo che siamo al golf club Esatto. e il golf club si sviluppa attorno a questa villa storica del 1800 che si chiama Villa Condulmer, da quale il golf ha preso il nome, ok? La villa, guarda, prima di andare a giocare voglio darvi qualche informazione sulla villa. È una villa che è qui dal 1800, è piena di affreschi, vi consiglio anche, se avete voglia di fare una partita a golf, di prendervi 2 minuti per rilassarvi e ammirare i magnifici affreschi che ci sono all'interno delle sale della villa. Ok? Vai, riproviamola. Vai Diana, non farti distrarre dagli altri. Può capitare domani che siamo in mezzo, che passerà anche magari 100 persone. Voi non le dovete guardare, perché voi dovete guardare solo il nostro videomaker e il regista. Siete concentrate, respirate, chiudete gli occhi, annullate tutto quello che c'è attorno e concentratevi su quello che dobbiamo fare. Ok? Vai. Oggi ci troviamo al golf club di Villa Condulmer a Mogliano Veneto, in provincia di Treviso. Una villa del 700
che è stata ideata e creata per la famiglia Condulmer. C'è un parco enorme, una distesa di campi da 18 buche e si trova appunto davanti alla villa storica veneta. Ci si possono trovare laghetti, scorce, alberelli, insomma tantissime cose. All'interno della villa possiamo trovare arredi d'epoca, mobili d'epoca, affreschi, pitture, insomma una meraviglia all'interno della villa Condulmer. Vi consiglio di andarla a visitare. Vi consiglio di andarla a visitare. Sì, se siete qui per giocare a golf, prendetevi un minuto e visitate la villa, perché sennò non ha senso che stiamo parlando di sta villa quando il nostro partner è il golf. Ok? Vai, riproviamola da capo. E respirate. Ok? Vai. Se non sapete cosa dire, o vi guardate e vi aiutate l'una con l'altra, quindi cercate il supporto dell'una sull'altra. Se non sapete cosa dire, vi ammutolite, perché così il cameraman sa che può tagliare e poi riprendete da quel discorso. Oppure ci siamo inceppate perché invece di aver detto Villa Condulmer abbiamo detto Villo. Mi fermo, conto 1 e poi ridico Villa Condulmer, dove ha sede il golf più grande d'Italia, 18 buche, una distesa di 2000 ettari. È vero, chi lo sa, dopo lo guardiamo. In questo momento non stiamo dicendo le informazioni giuste, stiamo provando a restare davanti alla telecamera e a prendere confidenza. Quindi possiamo dire qualsiasi cosa. Quello che volete. Poi, quando abbiamo deciso quali sono i nostri testi, domani li dobbiamo sapere a menadito, però adesso stiamo prendendo confidenza con la telecamera. Vai, riproviamola. Oggi ci troviamo al Golf Club di Villa Condulmer. Di Villa, ok. Uno dei golf più rinomati prestigiosi d'Italia. Vai. Oggi ci troviamo al Golf Club in Villa Condulmer a Mogliano Veneto, in provincia di Treviso. Una delle ville più belle una delle ville venete più belle della Venezia. Davanti a noi, davanti alla villa, si trova una distesa di alberi, laghetti, scorci. All'interno della villa invece troviamo arredi d'epoca, pitture, affreschi, insomma una bellezza unica. Esatto, insomma la villa è appunto degli anni del 1700-1800 e quindi al suo interno hanno vissuto comunque personaggi anche molto importanti, molto nobili, diciamo. Il campo ha 18 buche, una distesa enorme di 2000 ettari e accoglie i professionisti di tutto il mondo. Se passate a giocare a golf potete anche fare una piccola visita alla villa e vedere il suo interno com'è. Esatto, ve lo assicuro, molto bello. Va bene, dai ragazze. Ok, allora ragazze, prendete tutti i vostri... aspetta che mi prendo il microfonino, Diana. Eccoci qua. Allora, abbiamo visto che non è facile raccontare ciò che abbiamo studiato davanti a una telecamera, però chi ben comincia è a metà dell'opera. Quindi ragazze, studiate la vostra parte perché domani sarete le nostre inviate di Miss Avventura per Tra Città e Sapori. Io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo corso che sarà quello di portamento con Sandra Baggio.